Buonasera, buonasera a tutti e grazie per la vostra disponibilità, la vostra presenza che dà un senso molto importante a questo appuntamento. Sono molto felice di vedere tanti amici, vuol dire che insomma c'è sempre un grande interesse e una grande passione intorno ai temi delle espressioni popolari. Emanuele Garau, devo dire, in questi anni ci ha abituato ad una conoscenza intensa dell'aspetto legato al patrimonio delle musiche, dei canti, dei balli popolari, tutto questo mondo, e ci ha abituato, dicevo, con tutta una serie di pubblicazioni che in questi anni hanno segnato la carriera artistica, dalla sua prima pubblicazione della tesi di laurea fino a tutta una serie di lavori incentrati sul patrimonio etnomusicale della Sardegna. Emanuele Garau, con questa sua pubblicazione e con il racconto per come lo ha impostato, ecco, fa proprio questo lavoro di grande generosità, cioè proprio di prendere per mano l'ascoltatore e portarlo pienamente alla conoscenza, gli dà tutti quegli strumenti per una ideale fruizione di questo lavoro, ed ecco che vi accompagna nel mondo del ballo popolare proprio come un premuroso padrone di casa. Ecco, questa è un po' la prima sensazione che si ha ascoltando il lavoro e leggendo la pubblicazione che lo accompagna. E poi parleremo del titolo che ha scelto, sempre molto efficaci i titoli dei libri e delle pubblicazioni di Emanuele, e in questo caso Toccos de Ballo, lui stesso ci parlerà di questa doppia valenza, di questo doppio significato del toccos inteso proprio come tocar, cioè suonare, utilizzare uno strumento, ma anche sudocco inteso come quelle risonanze del richiamo delle campane che sono il segno, il punto di riferimento di ogni civiltà, di ogni comunità, nella festa, nella fede, ma anche nel ballo popolare e in tutte le occasioni della comunità. Insomma, un lavoro, devo dire, molto molto ampio. Io sono molto felice, insomma, di poterlo accompagnare nel racconto. Quindi vorrei che voi mi aiutaste a dire grazie per questo lavoro a Emanuele Garau. Emanuele, vieni qua. Buonasera, buonasera, ciao, benvenuti. Sono molto contento di essere in questo luogo, come ha detto Ottavio, che ritengo meraviglioso. È il cortile della casa dei cagliaritani, ma essendo Cagliari la capitale della Sardegna, in qualche modo rappresenta il cuore della nostra isola. Ma sono ancora più contento per tutti voi. Fatevi un applauso perché mi riempite il cuore. Allora Emanuele, una delle cose che diventano elementi emotivi di interesse è questo della grande varietà, che è un impegno importante da parte tua, perché con 18 tracce che sono comprese appunto all'interno di questo lavoro, poi così ben anticipate, dettagliatamente, con tutta una scheda che accompagna ciascuna espressione, ecco, qui abbiamo la possibilità in un attimo di fare davvero un percorso immersivo, cioè si ha la possibilità di ascoltare i suoni, la variante linguistica locale, ritmi e tempi del ballo popolare di tutta l'isola intera. Nel corso del tempo sono arrivate le scuole di ballo sardo, luoghi dove ci si incontra per imparare ma per divertirsi. È proprio grazie all'idea di queste persone che è nato questo lavoro, perché in molti vedevo che prendevano gli appunti. Su Dillo si muove il piede destro e poi il sinistro, ma senza una struttura. Io ho cercato di inventare un metodo che poi attinge ai metodi di insegnamento delle danze di tutto il mondo, quindi con la distribuzione del peso del corpo, con la suddivisione del tempo legata appunto ai movimenti, e partendo da questa esperienza ho cercato di restituirla sul libro. E allo stesso tempo cercare di approfondire in maniera seria quelle che sono le diversità dei balli. Quindi questo disco può essere piacevole semplicemente per l'ascolto, ma anche utile per, come dire, esercitarsi per entrare nello specifico del ballo. Io per questo devo ringraziare l'editore, che è Francesco Cherazzu, che è stato lui ad insistere, perché in realtà io volevo fare soltanto un disco e lui mi ha detto: ma assolutamente no, tu devi accompagnare ogni disco, ogni brano presente nel CD, lo devi accompagnare descrivendo
quel ballo specifico, perché dischi di musica popolare ce ne sono tanti, di balli sardi ce ne sono tanti, ma voglio che tu entri nello specifico. In effetti poi questa sua idea è stata vincente. Credo che a un certo punto l'ufficialità della presentazione fra un po' la lasceremo perdere, perché Sì. toglieremo le sedie e faremo festa Beh sì, davvero nel perché bagno. in un insomma. libro dove si parla di ballo sardo ha senso ballare, vuoi t'ascoltare i scetti è un po'... Però voglio, ne approfitto perché io ho voluto avere due ospiti stasera che sono stati in questi ultimi 2 anni praticamente molto importanti, perché grazie a loro il ballo per me ha assunto una visione ancora diversa. E sono la dottoressa Lucia Cucusi e il dottor Paolo Solla. Avete voglia di venire ecco, guardi, con noi? possiamo anche Sì. invitare, anche perché è bello capire come questo, Perché? come questo ballo, che è esperienza popolare, diventa anche utile, no, dal punto di vista Assolutamente per la sì, ma salute, insomma. loro sapranno dire molto più di me, perché io sono un grezzotto che ha cercato di appassionarsi e di studiare, però poi il loro studio è scientifico e, come dire, vero e importante. Ecco, che relazione c'è fra il ballo popolare, la scienza, la salute? La dottoressa Lucia Cucusi mi contattò, credo 3 anni fa, attraverso una mail. E tutto nasce dal fatto che noi ci occupiamo di attività fisica e di salute, no? Di riabilitazione, di impostazioni, diciamo, di approcci proprio terapici per i pazienti e per le persone ovviamente sane. Perciò abbiamo pensato, noi lavoriamo e perciò indaghiamo su tante attività sportive, motorie, che molto spesso escono dai confini della nostra isola, no? Però noi siamo sardi, perciò qual è una delle attività, qual è l'attività motoria per eccellenza in Sardegna, qual è che assolutamente necessita di essere studiata e approfondita da noi che lavoriamo appunto nelle università sarde? E questo è appunto il ballo sardo, e voi lo testimoniate più di tutti. E lì infatti è successo appunto questo, c'è stato proprio questo contatto. Ho cercato, perché noi cerchiamo, chi potesse essere la persona più indicata, perciò l'esperto più indicato in quest'ambito, perciò in questa importante attività. E tra diciamo un po' questa ricerca, Emanuele Garau è stato ovviamente la persona che era sicuramente più rappresentativa in tutto questo. L'ho contattato e l'ho contattato appunto spiegando che mi interessava conoscere, mi interessava approfondire quali potessero essere le caratteristiche specifiche che il ballo sardo poteva realmente apportare in termini appunto sia di salute, perciò di impegno cardiovascolare, perché tutte le attività motorie si basano sull'impegno che fondamentalmente noi ovviamente abbiamo con il nostro corpo, perciò principalmente con il nostro cuore, i nostri vasi. Perciò capire quale potesse essere questo impegno che richiedeva il ballo sardo. E Emanuele Garau è stato gentilissimo, è stato fantastico, è stato assolutamente felice di avere questo invito al ballo, Assolutamente sì. invito a un ballo nuovo, e assolutamente si è reso disponibile per poter essere valutato lui stesso, valutati i suoi collaboratori, per poter capire realmente quanto l'impegno, perciò lo sforzo fisico potesse essere collegato a queste importanti attività. Principalmente il nostro lavoro è stato sui soggetti sani, perciò ballerini e perciò persone che praticavano questa attività da tempo, per conoscerne appunto le caratteristiche. Questo lavoro con grande fatica, onore, è stato presentato in un grande congresso internazionale, il più grande congresso internazionale sull'attività fisica, l'anno scorso a San Diego, e quest'anno è stato pubblicato in una rivista americana, proprio la principale rivista di danza internazionale, perciò siamo molto contenti. Emanuele Garau è uno degli autori delle pubblicazioni scientifiche, perciò non solo diciamo Per immaginare pubblicazioni cose internazionali. esatto. Non c'è bisogno tanto di andare in palestra se si pratica ballo sardo costantemente. Questo è un dato significativo emerso da questo primo lavoro. E il successivo, e perciò la continuazione di questo lavoro, di questo approccio del ballo sardo all'interno della clinica, nasce appunto nell'abbinamento come metodo di riabilitazione, che in questo momento appunto è stato portato avanti dal dottor Solla nell'ambito neurologico, ve ne parla lui. Sì, sì.
Hai visto quante cose può fare il ballo popolare? Grazie mille Emanuele per averci chiaramente invitato, grazie a questa Sono collaborazione onoratissimo. che è veramente perfetta. Allora mi presento, sono Paolo Solla, sono ricercatore di neurologia all'Università di Cagliari. E una piccola premessa, il ballo, io mi occupo principalmente di tutte le patologie neurologiche, ma principalmente di Parkinson, di malattia di Parkinson e parkinsonismo. È descritto ampiamente come il ballo sia efficace nella malattia di Parkinson come modalità di riabilitazione. Almeno ci sono evidenze negli ultimi 3, 4, 5 anni. E fondamentalmente però questi balli sino ad ora erano stati il tango argentino, il ballo irlandese. Il mio interrogativo era: ma perché dobbiamo... Che cosa abbiamo noi di Esatto, meno cosa abbiamo del noi di tango meno? argentino? Per giunta, analizzando poi le modalità del ballo sardo, il ballo sardo si presta benissimo alle modalità di riabilitazione nelle patologie neurologiche. Ad esempio nella malattia di Parkinson è utilissima perché c'è la coordinazione, ci sono gli stimoli uditivi, ci sono degli stimoli visivi, ci sono degli stimoli sensoriali. È un ballo questo che non si fa da soli, è un ballo che richiede la collaborazione delle altre persone che sono allo stesso tempo di sostegno e di aiuto ai pazienti. Quindi io voglio ringraziare chiaramente Emanuele per l'aiuto e il supporto che ci sta dando, perché logicamente bisogna adattare figura del ballo a una patologia e pensare che questa comunque non è una patologia, magari un disturbo, un fastidio che noi possiamo poi anche combattere grazie proprio al ballo. Ricordiamoci, il ballo è anche socialità. Il ballo sardo rappresenta tutte queste cose. Io volevo ringraziare anche perché qua tra il pubblico abbiamo anche dei pazienti che stanno facendo parte del progetto e che sono venuti e che ci sostengono, che sono degli amici ormai. Io poi due ringraziamenti li devo fare. Allora, ringraziamento sicuramente a professor Marrosu, professor Mercuro, che ci hanno sempre sostenuto, sono i nostri referenti scientifici, quindi comunque ci hanno sempre supportato. Quando noi gli abbiamo presentato la teoria del ballo nel Parkinson, io pensavo ridessero, invece subito hanno pensato che era un'idea effettivamente molto molto interessante, quindi un ringraziamento a loro che ci hanno supportato in tutte queste cose è doveroso. Un ringraziamento anche dobbiamo darlo alla Fondazione di Sardegna, perché sta sovvenzionando il nostro lavoro. Abbiamo presentato 4 anni fa il progetto, 3 anni fa è stato presentato il progetto che è stato approvato, quindi comunque è un progetto in fieri, grazie a loro, e giustamente dobbiamo ringraziare la Fondazione di questo. Però grazie veramente tanto ai pazienti e grazie veramente tanto a te Emanuele, perché veramente io credo che senza il tuo contributo non avremmo ottenuto quei risultati che stiamo ottenendo. Sono io che ringrazio voi, perché insomma è un onore grandissimo per me. Grazie davvero di essere qui stasera e di questa bellissima opportunità. Speriamo poi di proseguire ancora. Vi ringraziamo dottoressa Lucia Cucusi e dottor Paolo Solla. Grazie, è bello questo come dire, riferimento anche alla medicina popolare, cioè nel tempo della società tradizionale veniva utilizzato per curare appunto quelli colpiti dall'argia, dalla taranta, quindi nella società tradizionale il ballo veniva utilizzato. Oggi che la scienza faccia uso di questa esperienza è certamente molto molto bello, ci riconduce e ci ripaga insomma in qualche modo di quello che era stata la pratica nel passato, per cui quelli che noi chiamavamo su Balle Sarda ballo terapeutico, adesso anche i balli rituali possono essere terapeutici. Assolutamente sì. Bene, questo bel applauso che è una manifestazione appunto di gratitudine e di affetto nei tuoi confronti mi porta a pensare che adesso noi avremo modo di fare festa. Una delle cose, tra l'altro, che Emanuele Garau ha sempre svolto con molta attenzione, lo si capisce subito dai suoi concerti, dai suoi lavori discografici, dalle sue pubblicazioni, è quello che è riuscito a, come dire, a creare un equilibrio davvero difficile, cioè quello di riportare il ballo anche nel momento della spettacolarizzazione, cioè anche se su un palcoscenico non diventa spettacolo, diventa occasione di condivisione, sempre, cioè infatti non c'è mai, come dire, l'intenzione alla pratica del ballo in modo squisitamente spettacolare o spettacolare tout court, tanto per fare quell'evento, no, c'è proprio il coinvolgimento totale, tanto è vero che c'è proprio tutta una rete di appassionati, i suoi amici artisti sono veri appassionati, cioè sono tutte persone che praticano il ballo popolare per il piacere di viverlo e quindi hanno questo
approccio come dire, allo svolgimento del ballo come elemento di piacere personale di piazza, riportato a volte sul palcoscenico, ma con la stessa intenzione. Io voglio iniziare con il brano che dà, col ballo, che dà il titolo al disco, sia Toccos de Ballo. Proviamo a cantarcelo? Assolutamente sì. Emanuele Io- Garau, Toccos. Io. Ai digri dan digri dai digri dan digri dai digri dan digri dai digri dan digri dai digri dan digri da. Venite tutti a ballare, ne venite tutti a ballare, con brinchido di allegria, passo leso scrollare, su cose s'anima mia, digri dan digri da, digri dan digri da, digri dan dan da. Adesso ballo lungo. Serra per i susonette, ma serra per i serraperine, serra per i susonette, serra per i susonette, serra per i susonette, su passo già le sichende, su passo già le sichende, su passo già le sichende, serra per i susonette, su passo già le sichende, chissà era che cohette, mare ne soppe trinchende, serra per i serraperine, serra per i susonette, serra per i susonette, serra per i susonette, digri dam digri dai digri digri dam digri dai digri 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 dam digri dai digri dam dam da. Ai ai. All'organetto diatonico e Fisioputtu. Tumba 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 ne tumbare lo zocchitende, tumbare lo zocchitare ne tumbare lo zocchitare, tumba tumba tumbare tumbare lo zocchite, tocco schifa che brincare, ballatore se ballende ne tumbare lo zocchitende, tumbare lo zocchitare ne tumbare lo zocchita, tumbare lo zocchitende, tumbare lo zocchitare, digri digri dan digri dai, digri digri dan digri dai, digri digri dan digri della, digri digri din din da. Launetta, 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 launetta armoniosa, con panza sopra sul mio, scunno dal melodiosa, son morto ne do rambio, launetta, launetta, launetta armoniosa, e digri digri dan digri da, digri digri dan digri della, digri digri din din da.
fisarmonica florizzo, fisarmonica florizzo, ma fisarmonica florizzo, sconsonette a consono, consonette a consono, concordo che babbo e fizzo, su ballo e spienute sono, fisarmonica florizza, fisarmonica florizza, i digri digri dam digri dai, 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 digri dam digri dai, digri digri dam digri dai, digri 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 cantata so che mia, ne cantata so che mia, molto spro accompagnare, ne molto spro accompagnare, anni grido di allegria, di poi camera a ballare, cantata so che mia, ne cantata so che mia, dingiri dan diri da, dingiri dan diri dell'ai, dingiri dan diri da, dingiri dan diri dai, digiri digiri dan digiri dai, digiri digiri dan diri da, dingiri dan diri da, dingiri dan diri dai, digiri digiri dan digiri dai, digiri digiri dan digiri da, ai digiri 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 dam dam da, dingiri dam dam da, dingiri dam dam da. Emanuele, è iniziato dunque questo nostro percorso, ci hai già acceso la macchina per portarci in giro nell'isola. Il secondo brano in scaletta è La Unedas, questo per significare anche quanto è importante, oltre che la pratica del ballo, anche la cultura musicale della nostra isola. Assolutamente sì. Gianluca Piras, che è presente nel disco e in quel caso suona sulittu e altri strumenti, stasera è il nostro graditissimo ospite per suonare proprio questo strumento straordinario, antichissimo, 3000 anni di storia, rappresentate da un giovane di 26 anni, credo, dove appunto la cultura popolare vive attraverso questi giovanissimi. E allora con Subunte Organu, ballo campidanesu, Gianluca Piras vi lascio in sua compagnia. Vedi com'è? È bello, è tutto informale, tutto autentico, tutto vero, è tutto, come dire, appassionato e passionale questo rapporto fra il ballo, e tu sei appunto colui che insomma guida molto bene questo esercizio e questa pratica nell'interpretazione e nel racconto. Però vorrei portare una testimonianza di una nostra amica comune che è un'artista che è molto impegnata, devo dire, nelle espressioni musicali, partendo proprio da quella radice più tradizionale del canto a chitarra, per scoprire poi dentro di sé tutta una linea, una voglia, una energia per raccontare degli altri canti, delle altre cose importanti nel contesto musicale. E tra l'altro lei usa molto bene questa esperienza della tradizione popolare per avvicinare anche altri mondi, quello del sociale oltre che quello culturale. Quindi una tua amica è una mia amica, ma è un'amica di tutti i sardi. Vorrei che la chiamassi tu. Certo, io sono molto onorato stasera che sia venuta a farci compagnia e onorarci della sua presenza, Maria Luisa Congiu. Vieni cara, vieni. Amica. Vieni qua. Allora,
Che onore. Aspetta, noi dobbiamo salire nel gradino più alto però perché altrimenti non c'è... Stringetevi a me così il vestito non si solleva. Allora, dicevo, intanto bella questa tua passione per la musica, per la tradizione, che poi diventa, come diventa? Diventa un'occasione per raccontare dal più profondo dell'anima alle situazioni della vita sociale. Quindi questo tuo impegno culturale, musicale e sociale, come si combina? Come ogni cosa, con sicuramente tanta passione, ma soprattutto sono sempre stata dell'avviso che chi conosce, rispetta e onora le tradizioni popolari e le proprie radici può andare ovunque nel mondo e soprattutto può andarci con la certezza di avere sempre un approdo sicuro, caldo al quale tornare. E quindi l'amore che ho per le tradizioni popolari, ho iniziato come dicevate dal canto a chitarra, è chiaro che mi lega tantissimo anche alle tradizioni del ballo che ho conosciuto subito dopo. Insomma, non c'è stata una sola mia incisione che non contenesse almeno un ballo sardo. È chiaro che io stasera qua ci sono perché ritengo questo signore qua, Emanuele, una persona meravigliosa che purtroppo devo dire l'ho conosciuto tardi, nel senso che ne sentivo parlare spesso, però così l'amicizia è nata dopo tanti anni che frequentavamo ambienti diversi, finalmente ci siamo incontrati e abbiamo condiviso momenti veramente bellissimi. Lui cioè io credo che ogni persona che riesca alla fine a far breccia nei cuori della gente è perché fondamentalmente prima dell'artista c'è veramente una persona grande, bella. E questo lo posso dire per tutti e due, però oggi festeggiamo Però lui. più per lui. Niente, sono rimasta veramente, come dire, anche così, vedendola, non si limita lui a parlare delle tradizioni popolari, dei costumi, dei balli, no? Lui si appassiona quando ne parla e automaticamente coinvolge, conquista chi lo ascolta ed è una cosa meravigliosa questa perché ci stavamo abituando troppo a quella gente che sale sui palchi, canta e basta oppure insomma fa spettacolo e basta. Qua c'è la passione, c'è il cuore, c'è l'anima ed è la cosa che io amo di più. Allora, ecco, con questo applauso che sottolinea proprio questa cosa che hai detto su Emanuele, io gli lascerei nuovamente il microfono perché a questo punto dobbiamo farlo cantare. In tutti questi lavori, questi balli c'è Adurgale. Sì. E io allora per eseguire questo ballo, questo Adurgale che vuole essere un omaggio al paese di Dorgali, su Balleschina Samuele Meloni.
E allora ci balliamo lo Scottis, questo ballo gallurese diverso da tutti gli altri balli sardi. E il mio orgoglio è che nelle scuole di ballo sardo, dove io tengo i corsi, lo Scottis lo si balla. Lo Scottisi! Lo scotti su baddo antico, chi la minana bada, lo stetto caia in cori, che da ogni sera sonia di cui va, la iada tanto la memoria, da quando era minori, questo canto chi mamma soia, canta con vocilena chi viene da lucori, li stetti segni minori, in pareti la badda, pai chi si non so badatori, istantanea qui va, li stetti segni minori, in pareti la badda, pai chi si non so badatori, istantanea qui va. Ai che bello che sto scotti sì. Abbracciati li cianetti, battenti pariani in volo, volenti comodo i cetti, la festa con lo sconti smiticani d'ognato, la minanna canta, di lo tempo da Iania, stedo meo mi dici, allo sconti sbadanti con tu lo devi imparare, li stetti segni minori, imparati la badda, pai chi si non so baddatori, istantanea qui va, li stetti segni minori, imparati la badda, pai chi si non so baddatori, istantanea qui va. Scotti su baddo antico, che la minanna badda, con lo stesso caia in cori, che da ogni sera sonia di cui va, la iara tanto la memoria, da quando era minori, chi stu canto chi mamma soia, canta con vocilena chi viene da lucori, li stetti segni minori, pareti la badda, pai chi si non so baddatori, istantanea qui va, li stetti segni minori, pareti la badda, pai chi si non so baddatori, istantanea qui va. Samuele Meoni con il ballo di Ottana. Alzana.
mozzere mia, pomposa calana, che sta cisata, che maglio fiorito, il cuore mio che non so sentito, che con cabascia mi canta a fontana, a con cabascia mi canta a fontana, birori, borori, borori, birori, birori, borori, ma con me, birori, borori, borori, birori, birori, borori, ma con me. Mozzere mia, mi fate subito, savalte su assediate dritto, savalte via tutto male attrosciato, poi te mozzere chi ha pagato, e te mozzere chi ha pagato, mozzere mia candole a vino, mozzere mia candole a vino, si tende buffa su messo in cammino, a mie minare me ne misurato, ai te mozzere chi ha pagato, oi te mozzere chi ha pagato, birori porore porore, birori birori porore, ma con me, birori porore porore, birori birori porore, ma con me. Mozzere mia, ne mozzere mia, mozzere mia, ne mozzere mia, mozzere mia si cantata a missa, ma non si bottega, si tira di sa, a mie menara che ha comunicato, oi te mozzere chi ha pagato, oi te mozzere chi ha pagato, mozzere mia si cantata a missa, prova ad orare, prova ad orare, prova ad orare a Santo Pantaleo, i sali prega chi mi morsa Deo, e Deo li prego chi si morsa di sa, ma Deo li prego e chi si morsa di sa, din 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 din. Non potevo farti scappare senza cantare qualcosa. Solo i folli scappano da dove stanno bene, intanto, quindi non scappo, sballo, quindi ti fa aspettare. Sì. Bene io galana, come cosa mi fa che scompagnia, una dilliriana, mi richerzo cantare in poesia, che una campana, che si intende questa o che mia, su me lo dico sono, da va a tremere in coro che un trono. Sao che su erano, che cantico su avveso scuzzone, sono tempo sgalano, che da battire sarbella scantone, simile a Samanu, a sa provare nuova emozione, si studia su dolore, sao che sanadora dell'amore.
ballo scantoso e sono, schifa che in parte dessa terra mia, dona momento al bonus, e ti che ho gattotta s'angustia, con sol diverso bonus, ti crescono in sudottus allegria, in un momento, su malumore in bola s'assuentu. Su cantare meu in tutta sa spiatta alle Sardegna contra su modo feu a pochinamus in maniera digna in ora de recreu pocamus che pandela buonisigna cantamus prossa paghe in questa antica terra e su muraghe. Bene a io galana, come cosa mi fa che scompagnia, una dilliriana, chi dice che so cantare in poesia, e che una campana, e ve si intende questa o che mia, su melodico sono, da tremere in coro che un trono. Grazie! Spero che tu apprezzi, voglio farti questo regalo. Tu avrai altri anni avanti per continuare ad insegnare il ballo sardo, no? E so che non so quanti te ne manchino ancora da insegnare, tanti. Allora, io ti do l'input adesso per il prossimo che dovrei insegnare loro. E qualora ti serva una mano, io ci sono. Quindi, non ci sono... Io adesso ve lo canterò e basta. E voi pensate che questa cosa qua la dovrete imparare dal prossimo autunno in poi. E quindi uno dei brani, sicuramente uno dei balli sardi più antichi, e io spero che la nostra Oliena possa arrivare da voi e che il prossimo autunno sia la stagione ballerina de Sudurdurino. Doloro, 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 mamma ho compreso la poesia, canto pro me partito a se pena tu, isco canto sincera ma zamadu, e canto ma zamare oh mamma mia, con sao che è piena d'armonia, cantas dies e nottes mas ninnadu, cantas durques carezzas mias tu, cando minore in braccio tu orfia, doloro, 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 imparende appena faettare, con suo coro felice in tanta brama, mi has inteso mamma murmurare, doloro, 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 poi che vini su terreno trama, s'ultima frase prima e mi cantare, adesso esplode ancora mamma, doloro, 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 doloro,
Grazie. Grazie. E allora Mattia Murru con Olisai, la danza dell'area del Mandro Olisai. Consentitemi di fare una serie di ringraziamenti. Innanzitutto, come ho già detto, e ci tengo veramente a ringraziare l'amministrazione comunale di Cagliari, il sindaco Massimo Zedda e tutti i funzionari del comune di Cagliari che ci hanno accolto e mi hanno dato la possibilità di essere insieme a voi qui stasera in questa cornice meravigliosa. Vi chiedo un applauso perché è stato realizzato un mio sogno. Naturalmente ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia perché, come ho detto all'inizio, possiamo cantare e provare a ballare, ma da soli non si fa niente. E soprattutto voglio ringraziare tutti gli amici che sono arrivati da moltissimi paesi della Sardegna indossando i loro abiti più belli. Grazie davvero di cuore a tutti, davvero grande, grande, grande l'applauso per voi.
Questa serata è stata aperta da un mio caro amico. Era il 1995 e io ancora non avevo pubblicato niente, avevo soltanto discusso la mia tesi di laurea e ho conosciuto quest'uomo che era già molto famoso perché era il conduttore di Sardegna Canta, perché lavorava in ambito del folklore ed era veramente un'icona del mondo del folklore. Io ho chiesto a lui di curare la prefazione di questo libro di Tocos de Ballu e ha scritto cose meravigliose su di me. Stasera, come sempre fa ormai da tanti anni, perché forse ne ha presentato, io ho pubblicato 8 libri e credo che almeno 5 li abbia presentati lui. E allora io vi chiedo un applauso grande, un ringraziamento enorme per Ottavio Nieddu. Beni Noga, beni. Grazie davvero. Esagerato, grazie. Io sono molto felice davvero, tu lo sai Emanuele, grazie. Io sono molto felice perché stare dentro le trame di questa tessitura che è fatta di tante cose, è fatta di emozioni, è fatta di esperienze personali, di impegno, di arte e musica insieme, essere dentro e non proprio ai margini ti dà una grande soddisfazione e piacere, il piacere di poterlo vivere come esperienza diretta. Quindi sono io che sono molto felice di essere qui stasera e sono molto grato, come tanti di voi, ma lo dico sinceramente, Emanuele Garau, perché il suo impegno nella ricerca che si riflette nel canto, nell'interpretazione, è importante perché ci dà la possibilità davvero di fare di ciascun ballo, poter dire ecco, dopo che lo abbiamo capito bene, perché lui ce l'ha fatto vivere, questo è il mio ballo, questa è la mia terra, questo è il mio luogo, questo è il mio riferimento musicale e della festa. E molte di queste cose le dobbiamo a te. Grazie. Grazie Ottavio, grazie. E poi non posso fare a meno di ringraziare 2 persone che oggi non sono qui con noi perché per impegni di lavoro non hanno potuto essere qua, e sono Valentino Serra, che mi accompagna ormai da 5-6 anni con la sua chitarra, e Massimo Congio ancora da più anni. E poi tutti questi, ce ne sono 2 a Quauso in Gunisi. Vi chiedo un applauso per Simone Onnis, Antonello Carta, Gianluca Piras, Mattia Murru, Efisio Puddu, Samuele Meloni, Giuseppe Roberto Azzori, perché credetemi, io posso cantare i cantumi bracidi, ma senza di loro dopo 3 minuti non se ne può più. E finiamo con Toccos. Ai ai. Ai di gridan di dai, di gridan di dai, di gridan di dai, di gridan di dai, di gridan di dai. Venite tutti a ballare, ne venite tutti a ballare, con brinchido di allegria, passo lesto sprolare, su cose s'anima mia, di gridan di grida, di gridan di da, di gridan dan da. Raunettas, Gianluca Piras. Fisarmonica Florizzo, le fisarmonica Florizzo, fisarmonica Florizzo, consonante a consono, consonante a consono, concordo che babbo e fizzo, su ballo e pieno de sono, fisarmonica Florizzo, fisarmonica Florizzo, consonante a consono, concordo che babbo e fizzo, su ballo e pieno de sono, fisarmonica Florizzo, di gridi gridan di dai, di gridi gridin di gridella, di gridi 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 Alla fisarmonica!
Cantata sauche mia, cantata sauche mia, cantata sauche mia, molto spero accompagnare, molto spero accompagnare, anni grido di allegria, anni grido di allegria, vi poi amano a ballare, cantata sauche mia, molto spero accompagnare, anni grido di allegria, vi poi amano a ballare, ne cantata sauche mia, cantata sauche mia, cantata sauche mia, da Emanuele Carau, grazie di cuore, dal più profondo del cuore, a te lo sanno il mezzo su, grazie davvero. Ai di gridan di ridai, din di ridan 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 di ridai. Ai di 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 Ai di di dan dan da, din di di dan dan da, din di di dan dan da. Grazie.